E quest'ora qui, non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Perché è l'ora di... Zaviantoni. Allora giochiamo insieme. Salute a tutti, felici di ritrovarvi stasera per giocare insieme ai Saviantoni, non via Stella. Auguriamo le due squadre di stasera, la squadra di UCPS di Gorti. Anna Maria Tomasi, Carlo Maria Santucci e Paolo André Fluxia, salute. Salute. Come andiamo? Vabbè. Va? Cos'è UCPS? Centro di promozione sociale. Hai capito? Il più vecchio centro di formazione di Corsica. Abbiamo principiato nel 69 con formazione artigianale e dopo nel 75 facciamo formazione agricola. Sinawa. Comunque, E ti la gioca stasera contro la squadra di Ucuentu d'Alandu. Domenico Agostini, Gerard Colombani, Batti Paoli, salute. Non è mica che una squadra di una socio di noi. È una socia, yeah. A due parole non sta sa socio qui. O convento se ne è parlato di voi 15 anni e cerchiamo a rimettere in ordine. E il convento era proprietario di Amovamia, un arcibabone l'ha comprato nel 1928 e ora se ne è parlato e cerchiamo a ricostruire. Allora c'è la Miria d'Alando, c'è l'AZTC e penso che quest'anno il programma di patrimoniale la davi in conto. Ecco. Dunque cerchiamo a difendere questo luogo storico. E trova appena di soldi ben intesa. Yeah. Così già salvezza di un nostro patrimonio. Esatto. Ecco, non solo di giocare a raffica, è tempo per me di presentare, faccia parte di un nostro patrimonio isolano. Patrizia Gattacega, me sta bientona a me. Patrimonio. Patrimonio culturale. Quando di ogni vaso c'è Patrizia Gattacega. Come così de garo. Sempre. Allez, giochiamo a raffica. Allez, la cominciamo qua a raffica è semplice, ci le risponde il più presto possibile a certe domande, più o meno facile, si dipende. Picchiate non tu fondo, rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda. Stuentu, venuto dall'Africa, ci porta spesso a Arena, si tratta di... Scirocco. Tocca a voi. Scirocco, le sirocco, risposta una. Dopo Scirocco, un film di Disney. Come si chiama questo film d'animazione di Disney, giusto appunto? È uscito in novembre 2016 e sottotitolato La légende du bout du monde. Havaiana. Non è mica Havaiana. On souffle juste ce qu'il faut, pas plus. Hein. Havaiana. Sono i scherzi, Havaiana, sono i dong. Ah. Donc on souffle juste ce qu'il faut. Havaiana, così hanno perso. Infine. Havaiana che conta di un film che si ispira alla mitologia e che dunque di Haiti e di sa idea che doveva riscoprire l'oceano a Usobobolo. Una bella storia. È un bel film di Luff. Conoscete la risposta. Come la chiamava Mascone a Zozia in iso spettacoli? Tanto già, in dove era? D'Orléans. La conoscete? Risposta buona. Attention l'accent tonique. A chi archipelago? Archipelago. Bati, archipelago. Je le mets, hein. Bati. Voilà. Archipelago. A chi archipelago appartengono le isole greche di Santorin, Paros, Chios, Mykonos. Cyclades. Le Cyclades, risposta buona.
On ne peut pas tout faire montrer. C'ho le picchia non tu li rispondi, sono picchiate mica. Yes, chef. No, faccio no, non picchiate mica. Che espressione corsa traduce l'espressione francese en 5-7? 7, en 2-2. In commento. In 4-3-7. In 4-3-7, risposta una. Voilà. Per di che maniera di contare sono mica gli stessi, Noi dimo Secondo 4-4 i tutto, boboli. Ed un teso batti di non hai mica punti imperava. No, la lettera va, 40 punti e 40 punti di locia parità, bravi. Pas trop mauvais. Si comincia bene, continuiamo ancora a varia via. Allora, a varia via c'è una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte. E ora comincia ancora a squadra di UCPS. Tocca a noi. Chi si dice di una persona distratta che non face mica attenzione? Tra. Dunque, è distratta, dunque, un trova manco l'acqua in mare, un sa fa un o di ganna o un bede manco i gorbi in latte. Una persona distratta. Manco i gubi. Vediamo anche i gubi. Dunque, allora, oggi gaseria. A terza. La terza un bede manco di corvi innulate. Logica, risposta una. Bravi. Distratto allora un bel inonda. Tocca a noi. Qual è su di sta animale facilloi i più grossi? Tra. Allora, di agupulada di Galapagos o kiwi di Nuova Zelanda o allora o struzzo. L'autruche. L'autruche. C'est l'autruche, moi j'ai dit. Quella On répond Lo è più L'autruche. L'autruche. L'autruche, risposta una. Lo struzzo che fa gelo è più grosse. Dunque, uno struzzo pesa poco presso 1,2 kg. L'hai visto, Laurent? No, l'hai visto in un film. E Pas io più fait l'ho- de la résistance. Fage a poco presso di 18 centimetri d'altura e 14 largo, dunque. Ça fait une belle Les frittade. tests, pas più fait de la résistance. Les œufs coques d'autruche en cavaghetta. Accidenti, bon appétit. Tocca a noi, va. Chi città fu la capitale di RFA, a Repubblica Federale Alemana, tra il 1946 e il 1990? Tra. Allora, tra Berlino, Bonn o Amsburgo. Per me è buono, Buono. Buona risposta. E capita? Questo Guido Bauer, l'Alemagna è stata esperta, Berlino è stato inutagliato prima in 4, dopo in 2, dunque, facilità e cose hanno messo a buono capacità di l'Alemagna. L'ultima Di RFA. Di RFA. Chi è a particolarità di Jacques Santi, sto corso di XVII secolo? Allora, senti, mica senti, senti, dunque, ha scoperto che la terra era dondola, è stato di Tunisia o ha fatto un giro di corsica a Rama? La seconda. È stato La il seconda. de Tunisie. A Zigonda. La seconda, B de Tunisie, ou B de Tunisie. Risposta una. Una storia tremenda, perché dico sto zidelo perché è stato rapito dai corsari barbareschi all'età di 9 anni e è stato raccolto da UB di Tunisia che l'ha allevato come figliolo e dopo ha fatto esobro delle armate e in 1613 assina un 1631 ha rimpiazzato uso abu adottivo e è diventato UB di Tunisia. E a suo livello qui, sempre a parità, 80 punti per tutto il mondo. Bella partita. Un cappiate lunga, Allez, una saluta in un pubblico stasera qualche 10 anni, sono in prima al liceo Fesch, Daiaccio, salute. Merci d'être avec nous. Giughiamo a trappola.
Allora a dire tre se domande preparate dai nostri candidati. Ora comincia anche CPS di Corti. Ha été preparato una trappola, dunque, per elli. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Se li si sbagliano, pigliati poi 20 punti. Sono obbligatorio di fare la chiusa qui? Sì. Abbastanza. Bon, 10 minuti, Spiritualista. Ascoltate bene. Se ti vorti in matematica. Ohimè. Voilà. Signore. Allora, ci vuole ascoltare tutto, Dopo aver tombo 2 porchi. Mandueio, 6 kg di coppa a 30 euro il chilo. 10 kg di cascio porcino a 8 euro. A scatola di 500 grammi, 6 brisuti a 300 euro l'uno e 15 kg di figatello a 20 euro il chilo. Comunque capisco. Dunque, quanto ha vinto? Ripetite che era pieno tempo di contare. Allora, dopo aver tombo 2 porchi, Aspetta. di contare. dopo aver tombo 2 Tirate i porchi, punti, bandueio, 6 kg di coppa a 30 euro il chilo, 10 kg di cascio porcino a 8 euro, a scatola di 500 grammi, 6 brisuti a 300 euro l'uno e 15 kg di figatello a 20 euro il chilo. Quanto ha vinto? Quanto porcelli? Dopo aver tombo 2 porchi. Due porchi e 6 presutti. Il presunto, je sais pas. Due porchi, on peut avere 4 presutti. Mi pare. Mi pare anche a me. Risposta una. Risposta una. Lo calcolo un'era mica E che su poi qui, 300 euro brisu tu vai a giocare. Appena gara. Ma Ho preso tutto il certificato ma è buono, per la appellazione. E 300 euro Non, mais brisu. forse che de Paolo Andrei e porcelli stanno. Ma so buoni, Ma so buoni, Ho preso di Stanno 5 peri. i brisuti in AOP. Fate i presutti a 5 peri. A fine. Bon, qua di un'amica. Io i drogari. Piuttosto una domanda di storia. Allora, che famosa battaglia si è passata al convento d'Alandu il 28 di marzo di 1757? Di a rivolta contro i gerarchesi. Portata da San Boguccio. 1757. Ah, Famosa battaglia che si è passata al convento d'Alandu il 28 di marzo di 1757. Era un po' troppo giù come avevo dormito. No? no. Mica trappola pozzo dunque, La battaglia tra Paoli e Matra che si compie dopo la morte di un generale Matra, di cui sa qui a risposta. Yes. Ecco. Allora, avete 80 punti, ma si allontanano appena, 140 punti, quantunque, Bravi. Ma, le cose hanno da scambiare, un cusciapo a capo. Allora, un a capo, ci vuole a trovare un personaggio che è conosciuto, 4 indizi. Se avete un'idea, il primo indizio potete pigliare 60 punti. Per trovare sul personaggio, il primo indizio di Patrizia. Allora, sono nato in Parigi, ma a Corsica mi ha adottato degli anni 70 come moglie Noelle. Quando uso qui le parole bana di berelle, non t'ha agarta. Michel Fugain. Michel Fugain, no, non è Michaelo. Un altro indizio. Mi sono indicato in favore della libertà e contro gli incendi. Ha anche creato un associo per far rinvivisce e vorreste con delle corse Yves Duteil. Yves Duteil. Ouais. Yeah.
Dopo Michel Fugain, Yves Duteil. Par chi Yves Duteil? Sì, contador. Perché ha fatto un associo contro l'incendio. Non sarà mica Usolo, no? So, ma no, è Michele. C'était pour le suspense, hein? Ah, bon. Gelo. È venuto, Yves Duteil è venuto a convento a Castellà. A chi fa? Perché la giumbidado era meglio, è venuto a avere l'incendio di Castellà. Cria chi era perché E dopo gli brulì a chitarra. No, era per l'incendio. Allora, giusto appunto, si sa che Yves Duteil ha sustinto militante di noi e si è impegnato assai per la natura e tant'altra affari di noi. È un ibudino di Dreyfus, dunque forse c'è un razzino e su spirito militante o danne da qui. Dunque si sa che è giunto in Corsica negli anni 70 a Guasomoglie e è un uomo discreto quantunque, non ne va mica troppo, ma quando si si impegna a Corsica a Dane e ha detto in una canzone, a scritto que c'est ici que je voudrais finir ma vie sur ton île, ton île où mes rêves ont choisi leur maison, une montagne à l'horizon, trop guidée quantunque abbastanza gumuante. Dunque saludem a Yves Duteil, che ha cantato di noi con cantarini corsi, collaborazione, eccetera. Dunque, ora ne siamo a 120 punti quantunque, Bravi, ma i nostri sapientoni, l'avete capita? La squadra di Convento d'Alan anche 200 punti. Bravi! Allez, ora sarà l'ora di regali. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco qua stasera, in tutti i casi, due squadre di sapientoni, cioè di la Patrizia. Proprio dire una bella partita. Chi c'è Paul-André? Vogliamo fare una rimarca? Qual è sta? Non vale mica perché non è mica d'olandese Battiglia. È vero. E non hanno mica diritto di brustare in delle squadre. Sapete, si chiama un mercato. È un mercato. Allora hanno fatto un bel uncino. E come? Sono stato trasferito a Pesudoro. Ci puoi figurare. C'è costato da gara. Anche o senza mercato, potete fare una squadra per giocare con noi. Andate pure non ta sito sapientoni.tv o allora andate nella nostra pagina di Facebook. Laurent, posso dire qualcosa? Se le gisoiante persone che vogliono partecipare altrimenti, possono mandare solo domande che saranno esaminate e cui risposte bella sicura e poi dopo così c'è una maniera di partecipare di noi ai sapientoni per i telespettatori sapientoni.tv. E potete dunque farci parte di un pubblico di noi. Abbiamo passato una bella stonda, vi ringrazio a tutti, ringrazio il pubblico e due belle squadre e ben intesa a me sapientone, a me Patrizia Gattacega. Allez, buonasera. Basterà stasera, da qui una stondetta di informazione non ta via Stella, noi ci ritroveremo da qui a poco, ciao! Venite, 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 Paul-André, bravi.